Buongiorno a tutti, bentrovati, bentrovate. Il titolo del nostro incontro è Intelligenza artificiale e potere reale. Parleremo dell'evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale fin dalla loro concezione nella metà del secolo scorso, del potere che esercitano tutt'oggi nelle nostre democrazie, fino ad arrivare alle situazioni più recenti, quelle che si sono venute a creare con le chatbot come ChatGPT. Ne parleremo con Federico Cavizza, uno degli scienziati più influenti al mondo, insegna interazione essere umano, intelligenza artificiale e supporto decisionale all'Università di Milano Bicocca, è autore di diversi lavori scientifici molto citati e con Luciano Floridi ha pubblicato Intelligenza artificiale, l'uso delle nuove macchine, edito nel 2021 da Bonpiani. Teresa Numerico insegna invece logica e filosofia della scienza all'Università Roma Tre. Tra le sue ultime pubblicazioni abbiamo Big Data e algoritmi, prospettive critiche, Carocci Editore 2022. E infine modererà Fabio Chiusi, giornalista, poeta, ricercatore, membro del comitato scientifico di Vicino Lontano, è autore dell'ultimo testo in libreria con L'uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica di Elon Musk. Vi ricordo che l'evento si realizza con il sostegno di AMGA, Energia e Servizi, che ringraziano del Festival. Vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto. Buongiorno a tutti, spero si senta. Grazie di essere qui numerosi, nonostante siamo vicini all'ora di pranzo, per cui cercheremo di andare spediti e per cercare di parlare di questo tema che è sempre più fondamentale per lo sviluppo della nostra società, e cioè incominciare a problematizzare molto di più di come si è fatto finora e in passato il lato politico, se volete, il lato economico, il lato di potere, il potere che è implicato nelle questioni riguardanti l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che fin dal termine cerca di porsi come qualcosa di molto etereo, di molto astratto, no? La tecnologia e l'innovazione lo fanno da molto tempo, no? Il cloud, le cose frictionless, le cose che sembrano essere invisibili, no? Cioè sembrano essere questa nuvola che gira intorno alle nostre teste e che miracolosamente produce, no, discorsi credibili sulle nostre chatbot intelligenti, produce, no, sistemi di distribuzione del welfare, dei diritti, nella sanità, nell'istruzione, in mille campi, nella guerra sempre più. E questo naturalmente è un modo, se volete, per nascondere la materialità dell'intelligenza artificiale, cioè il fatto che ci siano dei materiali che servono per comporre le macchine che poi vanno appunto a produrre l'energia, a produrre i sistemi che servono poi ad addestrare naturalmente questi sistemi di intelligenza artificiale e naturalmente i cavi che trasportano internet sono materialità, no? E i materiali che sono utilizzati hanno un costo ambientale, c'è del lavoro umano dentro all'intelligenza artificiale, quindi molto spesso ci sono persone che contribuiscono ad addestrare questi sistemi, molto spesso purtroppo anche a volte può succedere che siano sottopagati, che si trovino in condizioni di svantaggio per cercare appunto di portare a contenuti che non ci traggano in inganno e che non producano quelle che abbiamo chiamato in questa forma ultima di intelligenza artificiale, che è quella che forse problematizzeremo di più oggi sull'intelligenza artificiale generativa, l'abbiamo chiamate allucinazioni, no? Come se le macchine di nuovo disponessero di una qualche facoltà mentale che le porta a dire delle cose bislacche, mezze vere, mezze false, ma molto credibili, quindi sono tutte cose estremamente problematiche. L'intelligenza artificiale naturalmente non è un termine nuovo, non è un progetto di ricerca nuovo, cioè dagli anni 50 in varie forme e quindi non è esattamente un nuovo dibattito, ma è un dibattito che si pone con nuova naturalmente urgenza nella misura in cui sta effettivamente cominciando a entrare nella consapevolezza comune oltre che nella vita di tutti i giorni. E non è più solamente, come è stato per molti anni, una questione da ingegneri, da filosofi della mente, no? da scienziati fondamentalmente, è una questione di democrazia oggi, che ci riguarda tutti, che regola, come vi dicevo, già oggi, anche con forme meno avanzate di quelle che stiamo discutendo in questi giorni, regola già oggi i diritti di molte persone. Alcuni cominciano a pensare che si sia davanti finalmente
alcuni direbbero, alcuni altri invece lo guardano con paura, si è davanti si è sull'orlo di una rivoluzione vera e propria. Lo si è detto per molto tempo, e per molto tempo è stato probabilmente hype, come si dice in gergo, cioè è stato un modo per vendere delle soluzioni che probabilmente intelligenti non erano, ma porle come tali. Oggi la questione si pone con una nuova urgenza di nuovo, e bisogna capire un po' di che tipo di rivoluzione stiamo parlando fondamentalmente. È una rivoluzione che per alcuni è una rivoluzione che porterà, come sapete, alcuni soprattutto dei produttori di questi strumenti e degli scienziati che lavorano su queste cose, porterà a un'intelligenza artificiale cosiddetta generale o superintelligenza artificiale, che sarà di fatto l'equivalente di un essere umano solamente migliorato in tutto fondamentalmente. Quindi questa sorta di creare questo superuomo digitale, questa sorta di divinità digitale, se volete, per alcuni è una cosa che sta per succedere nel mondo, e quindi naturalmente questo potete immaginare cosa comporta dal punto di vista delle paure e delle questioni sociali che ciò comporta. Altri invece dicono no, guardate che in realtà sono la maggioranza tra gli addetti ai lavori, guardate che le tecnologie attuali non ci portano a poter dire scientificamente che emergerà una coscienza artificiale, emergerà un'autocoscienza, una forma di intelligenza forte, diciamo, all'interno di queste macchine con le tecnologie attuali, ma ciò non rende la rivoluzione meno rivoluzionaria, perché fondamentalmente queste macchine, anche non super intelligenti, ma apparentemente intelligenti e basta, sono già sufficienti per portare enormi cambiamenti nel mercato del lavoro, come potete immaginare, no? Rendere obsolete professioni sempre più complicate, al punto di portare a chiederci oggi anche quale sia il senso delle professioni creative, no? Gli scrittori, gli illustratori, i musicisti stessi, che rischiano di venire in buona parte, soprattutto per prodotti di cultura popolare, per prodotti di massa o per società che producono questi contenuti con poche risorse, rischiano appunto di portare a grossi sommovimenti. E quindi io la prima cosa che vorrei chiedere ai miei ospiti, che naturalmente ringrazio per aver accettato il nostro invito, è chiedere di che tipo di rivoluzione stiamo parlando in questo momento, secondo voi, per chiarire, perché io credo che sia molto importante dare messaggi chiari a chi ci ascolta e chi guarda con apprensione o anche con entusiasmo a queste cose. È giusto, insomma, iniettare una dose di realismo, secondo me, in questo dibattito, che come sapete è stato molto condizionato da alcuni multimiliardari, da grandi multinazionali tecnologiche di Silicon Valley, che peraltro ieri erano da Biden a spiegare come si dovrebbe fare, no? A regolamentare l'intelligenza artificiale per renderla benefica, e sapete che queste persone hanno grossi interessi e spesso hanno una visione ideologica anche abbastanza ideologica in senso deteriore, cioè abbastanza fuori dalla realtà, se volete, no? E cercano quindi di spingere certe narrazioni che sarebbe bene in qualche maniera complicare e contenere. Io farei quindi la stessa domanda, che di che tipo di rivoluzione siamo in presenza, e quali sono appunto le principali conseguenze dal punto di vista sociale per tutti noi, sia individualmente sia naturalmente come aggregato umano, rispetto a questa rivoluzione, naturalmente una volta che abbiamo capito un po' meglio di che cosa si tratta. Quindi lascio la parola ai miei ospiti e faccio partire... Facciamo partire Federico Gabizza, grazie. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Quindi diamo per scontato che siamo sul precipizio di una rivoluzione. Possibile. In un certo senso i toni che si sentono nel pubblico dibattito per me sono anche un esperimento, no? Per vedere come riusciamo a normalizzare questo hype, che sta cambiando di natura in un certo senso, perché adesso vediamo anche degli esperti, non mi annovero in questo numero, ma insomma Hinton, uno dei più grandi scienziati informatici, si è dimesso da Google proprio per poter iniziare una nuova carriera a 75 anni di filosofo e poter fare, diciamo, esternazioni che non compromettano, diciamo, la salute finanziaria dell'azienda da cui era pagato fino a ieri. E quindi quando anche vedi gente di una certa caratura intellettuale che sono preoccupati e che ritengono che nel breve, anche se è sempre difficile definire l'orizzonte temporale, lo stesso Hinton dice tra 5 e 20 anni, no? Dato che a 75 anni vedo un certo approccio alla procrastinazione,
Avremo un'intelligenza artificiale più intelligente di qualsiasi essere umano e dell'umanità intera, la cosiddetta singolarità, cioè quel momento nella storia di vago sapore messianico in cui effettivamente tutti i problemi dell'umanità potranno essere delegati a questa superintelligenza, che evidentemente non avrà padroni, no? Proprio perché sarà molto più intelligente di chiunque altro. A mio parere in realtà le cose sono molto più complesse, o se vogliamo complicate di così, e quindi è anche difficile fare previsioni, no? Quando per esempio mi si chiede ma quindi è vero che l'intelligenza artificiale di nuova generazione, ne abbiamo un ottimo esemplare in questo chat GPT, che è effettivamente in grado di conversare con noi in maniera molto credibile, anche se non garantito che dica solo cose vere, anzi appunto è affetto da allucinazioni, un termine comunque fortemente connotato in termini psicologici. Appunto si pensa alla capacità di queste intelligenze artificiali di rubarci il lavoro o in qualche modo di ridimensionare anche il nostro ruolo in tante pratiche professionali e produttive. In realtà bisogna rendersi conto che il lavoro è un fenomeno complesso, vi sono tante responsabilità, ruoli, compiti. E come è sempre successo, la tecnologia automatizza alcuni compiti, alcune porzioni di questi lavori e non penso che succederà qualcosa di completamente diverso nel prossimo futuro. Adesso che abbiamo delle intelligenze artificiali in grado di comprendere quello che diciamo e di produrre testo di buona qualità, diciamo, possiamo pensare che molte delle nostre attività di produzione del testo, perché siamo tutto sommato, lo dice anche Ferraris, una società basata sul documento, no? Sulle testimonianze scritte, verranno prodotte da queste macchine, sollevandoci da questi compiti che non tutti scalpitino di fare. Certo, c'è tutto il lavoro creativo che riguarda la produzione di testo, ma purtroppo ci sono anche tutta una serie di obblighi, no? Amministrativi, burocratici, documentali. Io li detesto, ma non penso che insomma ci siano persone che ne apprezzino ogni aspetto. Quindi io potrei sia scegliere una prospettiva ottimista, cioè di giusta distanza con queste macchine in maniera tale che ci possano sollevare da tutta una serie di compiti che adesso troviamo un po' troppo automatici, ma che ci costringono ad operare come un automa, oppure un discorso di responsabilità. Perché poi questa giusta distanza dipende anche da noi, cioè da quanto vogliamo che queste macchine ci siano vicine. E tutto sommato abbiamo già scelto, in un certo senso, perché è molto difficile per me anche trovare in questo luogo una persona che non abbia un'intelligenza artificiale, no, nella propria tasca, perché questi sono di fatto dei dispositivi in grado, sia perché sono collegati ai grandi server di queste grandi aziende, ma anche perché hanno delle capacità computazionali straordinarie rispetto solo ai computer che ci hanno portato sulla Luna, di esprimere un certo tipo di intelligenza, appunto quella che possiamo definire artificiale. Quindi a mio parere il tema che si può declinare sia in termini macro che in termini micro. Io sono un ingegnere interazionista, quindi mi occupo più del potere come capacità del singolo di prendere decisioni, di interpretare una certa situazione, di esprimere un giudizio, che di fatto poi è il mattone di cui si compone il grande affresco in cui si può parlare di poteri, no, forti o i vari poteri che in qualche modo agiscono sulla nostra società. Beh, a mio parere è un discorso di responsabilità, perché sta a noi decidere che tipo di rapporto, che tipo di interazione avere con queste macchine, che non è facile, perché evidentemente siamo soggetti a tutta una serie di influenze molto forti, molto potenti. Però non dobbiamo dimenticarcene, perché nel momento in cui deleghiamo anche questo genere di scelta, che tipo di rapporto vogliamo avere con la nuova tecnologia, allora non siamo solo sudditi, ma forse siamo anche un po' servi. Teresa? Allora, dunque, sono d'accordo che questo è un momento di passaggio e che quindi ci dà anche molte opportunità. Questo strumento ci dà anche moltissime opportunità rispetto a quello che noi possiamo fare con questa grande macchina per imitare le attività umane.
Allora, innanzitutto voglio fare una premessa rispetto a che cos'è questa intelligenza generativa, perché fino adesso, fino a prima di novembre, quando noi parlavamo di intelligenza artificiale ci riferivamo agli automated decision making system, cioè degli strumenti che supportavano la presa di decisione, come diceva il professor Cabizza, supportavano la presa di decisione in situazioni incerte. Quindi l'obiettivo era supportare o sostituire la presa di decisione in situazioni incerte, e là c'erano molte questioni controverse, perché in situazioni incerte nessuno sa cosa è bene fare, lì erano degli strumenti opachi, loro dicevano una cosa, non si sapeva perché bisognava fare la cosa che dicevano loro piuttosto che un'altra, posto che nessuno sa qual è la risposta giusta a come curare una persona che ha una certa diagnosi, oppure qual è il fidanzato adatto per Margherita, o piuttosto do o non do il mutuo a questa persona. Situazioni incerte nelle quali la decisione è negoziale, è politica, ha sempre a che fare con il singolo caso e quindi non può essere oggetto di una trattazione statistica, cosa che invece è quello che gli strumenti di intelligenza artificiale ci offrivano. Adesso questo aspetto, che comunque continua ad esistere e va avanti per conto suo, viene sostituito nel hype collettivo dall'intelligenza artificiale generativa. Che cos'è questa intelligenza artificiale generativa? Perché posto che se stanno qui forse lo sanno, però magari diciamo due parole al riguardo. Si tratta di uno strumento che avendo immagazzinato una grandissima quantità di testi, nel caso di ChatGPT-4 testi che vengono dalla rete internet, ma non solo, perché nel technical report loro sostengono che sono anche testi forniti da terze parti, quindi per esempio potrebbe essere che le email che stanno all'interno di certe piattaforme potrebbero essere state utilizzate per addestrare questo strumento. Quindi grandissima mole di testi, grandissimo lavoro di organizzazione di questi testi da parte di persone, sia quelli che lavorano alla programmazione, sia quelli che fanno la più bassa manovalanza del lavoro di curatela, cioè nel senso espellere tutte le parolacce, il discorso d'odio, tutte quelle cose che noi non vogliamo che questa intelligenza artificiale mite, questo conversatore amichevole ci restituisca. Quindi tutto questo lavoro di un sacco di persone che hanno prodotto questa testualità, per esempio Google Books, quindi tutta la letteratura digitalizzata, un sacco di persone che lavorano alla programmazione, un sacco di persone che lavorano alla manutenzione di questi contenuti e un sacco di persone che lavorano al cosiddetto reinforcement human feedback. Che cos'è? Sono quelle persone che vanno lì a guardare le nostre conversazioni con ChatGPT. Sono sicura che tutti voi la fate, qua ci sono gli studenti di liceo, io ho una figlia di liceo, una figlia che fa il liceo, quindi so quanto abbiamo tutti fatto queste conversazioni. Quindi utilizzano queste conversazioni come strumento per ottimizzare e per quindi intervenire qualora le cose non andassero come previsto. Sam Altman, il CEO di OpenAI, ha detto sì, io mi sono fatto tante domande, mi sono chiesto ma che facciamo, ma lo mettiamo in pubblico, e poi ho detto dobbiamo farlo perché solo collettivamente, con il lavoro di tutti, potremo evitare che questa sia una catastrofe. Scusa, momento. Allora se però siamo noi che partecipiamo a questo lavoro, perché sei tu che prendi 49 miliardi di euro del finanziamento? Allora lo devi redistribuire se noi collaboriamo. Prima cosa, prima questione sulla quale secondo me invito tutti a riflettere, perché questo lavoro noi lo chiamiamo macchina, ma in realtà
appunto qui abbiamo l'esperto di interazione uomo-macchina, è un potentissimo lavoro di interazione, integrazione umano-meccanica. Quindi è un sistema, un complesso sistema sociotecnico al cui interno ci sono molte persone che lavorano, alcune ad alto livello, alcune a basso livello e sottopagate nel sud del mondo. Non ce lo dobbiamo dimenticare, perché la globalizzazione significa anche questa possibilità di mettere a $2 al giorno i kenioti a fare appunto la curatela dei contenuti per noi. Quindi questo aspetto è un aspetto che ci fa riflettere sull'intelligenza dell'intelligenza artificiale, no? Kate Crawford, questa studiosa americana, parla di intelligenza artificiale, cioè non è vero che è artificiale, ci sono le persone dietro questo artificiale. E quindi questo aspetto è un aspetto che non può essere sottovalutato. Inoltre vi voglio fare una domanda retorica, ma secondo voi, no? Se voi andate, avete una diagnosi abbastanza infausta e vi dovete operare, diciamo l'appendicite, che bisogna operare in fretta perché sennò è pericoloso, eccetera. Arriva uno che vi dice: io sono un famoso chirurgo, so fare questa operazione benissimo, conosco tutte le tecniche, vi sciorina tutte le tecniche, ma non ha una laurea. Voi vi fate operare da lui? Lo considerate intelligente per il fatto che sa parlare di chirurgia in modo efficace? Il grande problema è che noi veniamo da centinaia di migliaia di anni nei quali quando si era in grado di comunicare, questo significava essere anche pensanti e intelligenti, perché tutte le persone con le quali noi abbiamo comunicato attraverso il linguaggio fino ad ora lo erano. Quindi adesso noi facciamo fatica a fare questo salto e dire: ma non è così, questo parla ma non è intelligente, non sa quello che dice. Quindi su questo credo che bisogna fare un lavoro importante di consapevolezza collettiva, anche perché i media lavorano, non solo ChatGPT, tutti i media lavorano sull'aspetto dell'equivoco. Io non voglio dire cioè di fare esplicitamente, diciamo, di ingannarci espressamente, però certamente lavorano su un equivoco, no? Noi andiamo al cinema, pensiamo che quello, cioè il video in movimento, in realtà sono 25 fotogrammi al secondo, l'occhio umano non percepisce, cioè non riesce a capire che in realtà sono 25 fotogrammi, non riesce a separarli e li vede come un tutto, quindi è un glitch, è un glitch della percezione umana che ci consente di andare al cinema e pensare che davvero lì stiano succedendo delle cose in movimento. E quindi noi ovviamente lo sappiamo, la prima volta che siamo andati al cinema il treno sembrava che gli veniva addosso e poi abbiamo capito che non era così. Quindi forse dobbiamo imparare che quel treno non ci sta venendo contro e che quell'intelligenza non è veramente intelligente e ci vorrà un po' di tempo. Speriamo che lo avremo. Esatto, perché questa è anche una scommessa naturalmente, no? Io sfido chiunque a sostenere che sarebbe stato chiaro e ci saremmo trovati in questa situazione nel 2023, cioè è uno dei punti che io mi chiedo sempre è come è possibile che queste persone come Sam Altman e gli altri che hanno prodotto queste tecnologie abbiano potuto, diciamo, fare più o meno quello che volessero, rilasciarle al pubblico, usare il mondo intero e interi contenuti dell'umanità su internet come cavie su cui addestrare i loro sistemi, no? E quindi questo secondo me porta a un'ulteriore questione, cioè chiedersi di che tipo prima di chiederci come costruire un contropotere, di che tipo di potere parliamo, perché è un tipo di potere che noi conosciamo poco fondamentalmente secondo me. Pensate a come è nata OpenAI. OpenAI era nata come no profit, no? Come società no profit con l'unico scopo di sviluppare forme di intelligenza artificiale
generale, come le chiamano loro, insomma, comunque forti, per capirci, molto intelligenti, per capirci, tra non addetti ai lavori, e di farlo per mantenere queste super intelligenze benefiche. Quindi fondamentalmente lo spirito con cui era nata questa società, che poi di fatto ha cambiato un po' il mondo, era uno spirito filantropico, uno spirito etico immediatamente, no? Se volete, cioè l'idea comunque etica nel senso dell'etica come viene intesa da alcuni in Silicon Valley, cioè come un modo per metterci al riparo da un rischio esistenziale. Cioè Elon Musk dice, per capirci, l'intelligenza artificiale è il demone che abbiamo evocato, no? Rischia, se non tenuto a bada, di distruggere l'umanità, è un rischio esistenziale, no? E quindi aveva finanziato anche Elon Musk, per esempio OpenAI, proprio con questa idea di sviluppare subito delle contromisure, cioè svilupparle immediatamente benefiche queste. Poi in realtà questa società è diventata for profit, tant'è vero che ha avuto anche diciamo una dissonanza di vedute, per metterla così in maniera molto semplice, con Elon Musk, ed è diventata di fatto una succursale di Microsoft oggi, no? Quindi questo ha fatto sì che in realtà che delle piccole realtà che stavano lavorando, per esempio DeepMind, che poi è stata acquistata da Google, non proprio piccola, però insomma le grosse aziende indipendenti che sviluppavano queste forme di intelligenza artificiale e che prevedono questa rivoluzione a breve, sono in realtà diventate parte di colossi tecnologici come nel caso di DeepMind Google, nel caso di OpenAI Microsoft, no? Che hanno, diciamo, di nuovo aumentato la concentrazione di potere in capo a pochissimi soggetti che già avevano una concentrazione di potere senza precedenti. E quindi uno può incominciare a chiedersi, molto belle, come diceva la professoressa Numerico, no? Queste idee di democratizzare l'intelligenza artificiale, di renderci tutti parte di questa missione umana, ma poi in realtà alla fine dei conti a prendere i benefici economici, finanziari, no? e a prendere le vere e proprie decisioni su quanto devono essere trasparenti queste macchine, quanto devono essere, quali funzionalità devono essere utilizzate, no? Se è una buona idea rilasciare in un mondo come quello del 2023 in cui tutto è media e tutto è manipolazione, rilasciare delle macchine che possono mentire sistematicamente in maniera estremamente credibile, no? Cioè, tutta questa serie di questioni che sarebbe bene affrontare a livello democratico, cioè discutendone non soltanto all'interno delle stanze di un'azienda in Silicon Valley, ma anche all'interno delle stanze della democrazia in tutto il mondo, come stiamo cercando di fare anche oggi naturalmente, però rincorrendo, no? Cioè uno potrebbe chiedersi di che tipo di potere abbiamo di fronte ed è possibile in qualche maniera intervenire, se non altro io per esempio penso all'attività, no, delle autorità garanti della concorrenza del mercato, per esempio, le autorità a difesa dei consumatori, per esempio. Immaginate prodotti che si dipingono in maniera irrealistica, clienti che vengono sviati da informazioni fasulle che portano a danno per i consumatori. Quindi le autorità in tutto il mondo, non soltanto dal lato privacy, che è quello che abbiamo visto in Italia, no? Stanno cominciando a prendere le misure a queste cose. Allora io chiedo, secondo voi qual è un buon modo di procedere di fronte a questo aspetto proprio di concentrazione economica di potere? Qual è secondo voi una buona idea? Per esempio in passato, no, alcuni avevano pensato di smembrare Microsoft piuttosto, no, che Facebook o Meta, come si chiama adesso, e via dicendo. L'altra settimana c'è stato un grosso no della Gran Bretagna, una fusione tra un'acquisizione, scusate, di Microsoft, da parte di Microsoft, di Activision. No, è una via percorribile secondo voi o è una battaglia già persa questa? Contro queste concentrazioni di potere, diciamo. Appunto, lo chiedi a un ingegnere, io sono insomma proprio professionalmente ingenuo e quindi non so come si possano fronteggiare questi grandi poteri, che peraltro non mi sembrano neanche troppo nascosti, sono poteri capitalistici, no? Hanno un sacco di soldi e cercano di aumentare il loro profitto con dei servizi che ci piacciono molto e che in qualche modo ci portano un vantaggio o qualcosa che percepiamo come un vantaggio. Tipicamente poter comunicare meglio, con più efficacia con più persone, poter accedere a quantità di informazioni che farebbero impallidire ma anche restare ammirati i grandi eruditi del passato. Insomma, noi abbiamo sulla punta dei nostri polpastrelli
veramente tutta la conoscenza, no, che un tempo non si poteva neanche immaginare. Beh, questa è la grande promessa che ha portato certe aziende dietro dei motori di ricerca particolarmente di successo, Google, a diventare la potenza che è diventata. E infatti adesso c'è un dibattito del tipo se queste nuove intelligenze artificiali possono effettivamente, da un punto di vista proprio funzionale, sostituirsi ai motori di ricerca come canale per accedere a questa grande quantità di informazioni e di conoscenze. Io stesso, che pure per lavoro devo usare questi strumenti in maniera proprio intensiva, mi sono reso conto di aver cominciato ad usare anche quest'altro canale. Io a gennaio, per esempio, io guardo sempre le statistiche di uso del mio cellulare, anche in un certo senso per esercizio spirituale, no? Di autoconsapevolezza. Vediamo che cosa mi sta erodendo, no? la capacità cognitiva. E mi sono rimasto veramente sorpreso di vedere che anziché Twitter o Gmail è diventato Bing. Ecco, Bing, non so quanti di voi lo conoscano, era un motore di ricerca che non aveva neanche una porzione minimale di reputazione in confronto a Google. Era il motore di ricerca appunto di Microsoft, ma che da quando ha integrato GPT, quindi questo trasformatore generativo preaddestrato che è al cuore anche di ChatGPT evidentemente, ha incominciato a interessarmi, a intrigarmi, perché risponde tuttora, alle mie esigenze di recupero delle informazioni come io le esprimo naturalmente, cioè sotto forma di domanda, mentre Google cerca di fare la stessa cosa evidentemente, però noi usiamo quella barra, no, di inserimento del testo non proprio come se fosse, non so, una chat, come potrebbe essere un'applicazione di messaggistica istantanea. Noi sappiamo che dobbiamo inserire delle parole chiave, a volte possiamo mettere le cose tra virgolette, però sappiamo che la risposta non sarà una risposta, diciamo, come siamo abituati a parlare con un nostro conoscente, amico, collega, sarà un insieme di documenti. No? Quindi in qualche modo è il mestiere del bibliotecario. Invece Bing, integrando ChatGPT, ci risponde come l'amico saccente, no? L'amico che sa tutto, l'amico che in qualche modo indirizza molto velocemente le nostre esigenze. E io stesso, che pure mi reputo un operatore del settore, sono rimasto molto sorpreso di questa capacità. Quindi sono poteri capitalistici che hanno adesso un prodotto, un servizio estremamente buono. Infatti io dicevo, insomma, il mio approccio scettico, un po' critico, riflessivo nei confronti dell'intelligenza artificiale non è, insomma, un mistero, però io ritengo che il 30 novembre 2022 sia una data che si troverà anche tra 50 anni sui libri di storia, perché effettivamente è la data in cui è stato rilasciato ChatGPT, OpenAI se ne è uscito con un prodotto veramente figo. Cioè con un'intelligenza artificiale che finalmente funziona. Nel senso che parliamo di intelligenza artificiale degli anni 50, no? Abbiamo anche un po' allargato questi confini semantici, no? Cosa vuol dire intelligente, cosa vuol dire artificiale. E molti di quelli che fanno il mio mestiere si sono accontentati della cosiddetta intelligenza artificiale ristretta, cioè quella che risolve dei problemi molto specifici, molto circoscritti, come ad esempio la diagnosi medica o il supporto alla selezione delle risorse umane, anche compiti molto complessi, come diceva giustamente Teresa, affetti da un'incertezza quasi insopprimibile, no? A un'ambiguità, da una difficoltà proprio. E in qualche modo certi risultati sono stati ottenuti anche recentemente di una certa importanza, cospicui. In ambito medico, per esempio, abbiamo adesso dei sistemi che non sono più esperti, come si diceva una ventina d'anni fa, ma sono appunto di intelligenza artificiale che utilizzano tecniche di apprendimento profondo, che effettivamente riescono ad essere accurati come i migliori dei nostri professionisti. E poi si pone il problema di come integrare queste competenze, queste macchine, nei nostri processi di lavoro, nelle nostre pratiche professionali. È appunto il tema di cui mi occupo. Però effettivamente non siamo mai andati al di là della risoluzione di problemi. Tant'è vero che avevamo quest'idea, per me molto in qualche modo anche limitante, dell'intelligenza come capacità di risolvere problemi. Esatto.
In realtà, a mio parere, l'intelligenza ha più a che fare con la capacità di inquadrare un problema, di comprendere un problema, piuttosto che risolverlo, perché è la parte facile in un certo senso, la soluzione di un problema. Molto più difficile capire che cos'è un problema e che cosa si può isolare, no, del problema in sottoproblemi che possono essere risolti da una macchina. Evidentemente non tutto può essere risolto da una macchina. Adesso però abbiamo, come diceva giustamente Teresa, una macchina che è in grado di in qualche modo influenzare il nostro giudizio su di sé, perché effettivamente io mi ricordo Tucidide che riteneva i persiani stupidi semplicemente perché balbettavano, cioè gli sembrava che non parlassero ma che appunto producessero dei borborigmi, no? Bar, erano i barbari. E quindi in qualche modo da sempre per noi, se ci capiamo, se parliamo la stessa lingua, possiamo valutare quanto siamo in grado di articolare dei pensieri, quanto possiamo esprimere giudizi, opinioni. In qualche modo questo è il metro con cui valutiamo l'intelligenza, l'elemento umano, no? Che ci contraddistingue e ci differenzia appunto dagli animali. L'animale più intelligente a cui possiamo pensare, il cane, gli manca solo la parola, no? In un certo senso. Quindi effettivamente adesso con questo servizio OpenAI ha aperto una breccia, cioè effettivamente è più facile convincerci che di fronte abbiamo un'intelligenza artificiale. E questo è un servizio che peraltro dà gratuitamente, come spesso accade. E si è detto, non invento nessuna formula, se un servizio è gratuito il prodotto siamo noi, il prodotto è la nostra attenzione e sono le nostre scelte, i nostri comportamenti tipicamente di acquisto, no? Poi alla fine si finisce sempre lì. Quindi quando tu poni la questione, come facciamo a metterci di fronte a questa grande valanga, a questa marea, no? Capitalista nel senso legittimo del termine, cioè sono società che perseguono i loro obiettivi di business che sono ovviamente relativi a fare profitto. Io non vorrei contrapporre a questo potere, che appunto non è molto nuovo, piuttosto tradizionale, un contropotere, un quarto stato, no? Ricordando il quadro di Pellizza da Volpedo, perché è difficile in qualche modo mettersi d'accordo. Io vorrei contrapporgli una cultura, una controcultura, una cultura della resistenza e di consapevolezza a certe dinamiche. Già il fatto che ne parliamo, che questa chiesa è piena, è un bel segnale. Cioè vuol dire che ci rendiamo conto che queste macchine stanno entrando sempre più vicine nel nostro nucleo, diciamo, che riteniamo nobile della nostra umanità e in qualche modo ne rimaniamo un po' colpiti e pensiamo che si debba effettivamente trovare la giusta distanza. Poi magari non abbiamo la soluzione, almeno io non ce l'ho, ma penso nessuno di noi, però anche solo porci la questione, porci il problema, è un modo, no? Se ricordiamo Socrate, alla fine neanche lui dava risposte, però faceva porre le domande e questo spesso bastava, almeno per creare una consapevolezza, una sensibilità. Ecco, noi dobbiamo contrapporre a questi poteri una cultura della consapevolezza, della sensibilità e anche un po' dello scetticismo, perché nel momento in cui ci ricordiamo che ChatGPT può dire anche delle grandi castronerie, forse non è del tutto negativo il suo ruolo adesso, in questo tempo di montante scetticismo e relativismo. In un certo senso ci deve in qualche modo suonare come una campanella che non tutto quello che luccica sul web o comunque sugli schermi dei nostri telefonini, dei nostri computer, è vero. E poi si pone il problema di come fronteggiare il fatto che se tutto può essere falso, allora nulla è vero. Però questo è un altro problema, appunto un ingegnere non dovrebbe porsi troppe domande. Ma senti, una brevissima complimento. Una brevissima domanda sempre per Federico Cabezza, visto proprio da un punto di vista di un ingegnere, no? Alcuni dicono, tra cui anche lo stesso Sam Altman, sembrano suggerire che l'epoca dei large language model stia finendo già. Cioè dicono fondamentalmente abbiamo, dopo aver ingerito tutti i contenuti prodotti dall'umanità, cosa devono ingerire ancora, no? Quindi alcuni cominciano a dire che probabilmente il futuro sarà in small language model, cioè in modelli linguistici che generano, diciamo che sono il materiale su cui poi lavorano queste intelligenze artificiali, dovrebbe essere ridotto e questo probabilmente, non lo so, potrebbe essere, diciamo, una via per democratizzare anche la produzione di questi servizi capitalistici di cui tu parli, no? Cioè adesso, per spiegarsi un po', diciamo,
il fatto che queste pochissime aziende detengano la possibilità di solo loro di costruire questi strumenti un po' deriva dal fatto che pochi di questi strumenti sono open source, se vuoi, che può essere un'altra possibile via per democratizzare, cioè a codice aperto, di modo che si sappia che cosa fa e può essere replicato, ma soprattutto perché soltanto queste enormi aziende hanno la capacità di calcolo per poi gestire e addestrare e effettivamente trasformare in prodotti questi risultati, no? Quindi una domanda che non so, può essere una provocazione che non ha senso perché io ingegnere non sono, ma invece magari mi chiedo da un punto di vista proprio ingegneristico, è possibile che lo stesso sviluppo tecnologico di queste tecnologie porti a diffondere queste fonti di potere, diciamo, attraverso più start-up, che ne so, società che fanno come già fanno adesso, incominciano a costruirci servizi sopra quando per esempio ci sono queste intelligenze artificiali a codice aperto, come quella di Hugging Face e altre, no? Cioè già si intravede, diciamo, alcuni dicono non preoccupatevi perché di nuovo la mano invisibile del mercato, no? Grazie allo sviluppo tecnologico, in questo caso tornerà a ridare un controllo democratico di questi strumenti. Secondo te è una questione possibile da un punto di vista proprio tecnico? È una bella domanda, anche molto sul pezzo, perché adesso Altman sta cercando anche un po' di evitare certe bordate, no? Esatto. E quindi ci sta che lui dica no, ma in realtà presto i modelli che potranno influenzare le scelte dei singoli non le faremo più noi, E in effetti è sensato. In realtà il vero futuro dell'applicazione su larga scala di questi modelli è il fine tuning, cioè il calibrarli per un determinato settore produttivo, per un determinato dominio applicativo. Quindi per esempio prendere un grande modello e specializzarlo, ad esempio in medicina o in ambito giuridico. Il punto è che Altman ha un problema adesso molto concreto, è pagare le bollette. Cioè questi servizi, questi sistemi consumano tantissima energia. Ha un deficit, è uscita ieri la notizia su The Information e il bilancio era in negativo di 500 milioni di euro quest'anno. Per cui sì, perché mi nonostante sembra che ogni giorno OpenAI spenda 3 milioni di dollari in consumi elettrici, quindi farebbe impallidire anche, no, la massaia di Voghera e la casalinga di Voghera, e in un certo senso ha un problema di sostenibilità economica, no? Qual è il suo modello di business? Non è ancora molto chiaro, o almeno si intravede il fatto che farà pagare ai produttori di servizi verticali l'accesso, l'utilizzo del suo modello attraverso le API, quindi le interfacce di programmazione. Questo potrebbe essere una via. L'altra è quella di accontentarsi di modelli più efficienti, cioè modelli che consumano molta meno energia e che addirittura possono stare sui nostri cellulari, quindi consumano veramente pochissimo, perché nessuno sarebbe contento nel momento in cui fa una domanda a uno di quei modelli sul proprio cellulare di vedere la batteria che si scarica nel giro di 10 secondi. Pensate che l'energia consumata adesso, quando ChatGPT vi risponde, equivale circa al 30% della carica della batteria del vostro cellulare, no? Quindi effettivamente basterebbero 3 domande per portarvi la batteria a esaurirsi. Quindi evidentemente c'è un suo pensiero sulla prossima innovazione tecnologica, che è l'Edge AI, quindi l'intelligenza artificiale messa al bordo, cioè sui nostri terminali, consuma molto meno e quindi ha meno risorse computazionali. È un problema ingegneristico, come hai detto giustamente tu, però non vedo così chiaramente la lettura democratizzante, la lettura in qualche modo che scompone questo potere in tanti poteri piccoli. Anzi, l'open source, come hai giustamente evocato tu, viene proposta come una possibile soluzione all'accentramento di questi poteri, perché nel momento in cui il codice è aperto, anche il piccolo sviluppatore o la piccola azienda può effettivamente produrre dei servizi che vadano in concorrenza, in competizione con quelli dei grandi colossi. Però in realtà io sono quasi più preoccupato di questa deriva piuttosto che di quella accentratrice, perché in un certo senso nel momento in cui abbiamo dei grandi interlocutori possiamo imporre loro dei livelli di qualità del servizio, possiamo imporre loro una regolamentazione, con il principio sanzionatorio possiamo in qualche modo costringerli a fare le cose in un certo modo.
Nel momento in cui invece si democratizzasse non tanto il consumo di questi servizi, ma la produzione, Esatto. in un certo senso è come se tutti fossero in grado di montarsi una piccola bomba atomica, che magari non è potente come quella che può fare OpenAI, ma che potrebbe fare molti danni. Quindi in realtà sulla deregulation, e quindi anche su questa diffusione di queste capacità computazionali, io non vedo solo rose. Come sempre le questioni sono molto complesse ed effettivamente dobbiamo andarci piano sul fatto di rinunciare ad avere un interlocutore molto chiaro per avere magari uno sfruttamento diffuso di queste tecnologie, perché potremmo perdere governance in realtà, cioè capacità di governare questo fenomeno. E da questo punto di vista, Teresa, appunto volevo proprio chiedere alla professoressa Numerico, cioè appunto come si pensa invece togliendo la deregulation dal tavolo, che sembra non essere esattamente la soluzione adatta, che tipo di regulation invece potremmo dare, o se non di regulation, diciamo come costruire questa cultura critica o un contropotere vero e proprio, perché è un'altra ipotesi sul tavolo. Allora, è una domanda complicata, ovviamente nessuno Spiegatissimo. ha la risposta, però quello che registro è che innanzitutto voglio sottolineare una cosa che ha detto Federico perché è molto importante. Noi parliamo di tutti questi servizi software molto fighi, molto carini, così, ma in realtà di fatto il costo computazionale e anche la richiesta di CPU. Ho visto un report che diceva che quando Microsoft ha inserito dentro al suo motore di ricerca la chat, ha dovuto pagare 8 miliardi di dollari solo per le CPU. Solo per le CPU, non dico l'elettricità a parte. Il ferro. E se lo dovesse fare Google, che ha ovviamente un bacino d'utenza molto più grande, l'ipotesi è 80 miliardi di costo delle CPU che servono, perché avete visto che quando voi fate la domanda ogni tanto vi dice aspettate perché non ce la facciamo. Quello è perché non ci sono abbastanza CPU per darvi le risposte. E il costo computazionale, quindi noi pensiamo ad una cosa virtuale eterea, ma lì quella è una cosa infrastrutturale, industriale, molto molto impegnativa, e anche dal punto di vista dell'efficienza energetica un essere umano che scrive è molto molto meglio di ChatGPT. Quindi diciamo, noi consideriamo queste come delle esternalità da così, insomma, poi troveremo come dicono loro, chiediamo perdono invece che permesso, poi se sbagliamo, poi diciamo scusateci, ci siamo sbagliati, sì, abbiamo esaurito tutte le risorse energetiche del pianeta, ma che volete fare? Noi abbiamo la genialità, non possiamo essere messi da parte, non possiamo discutere di queste quisquiglie. Dico, però questo è un punto. Noi stiamo tanto a dire il problema del riscaldamento globale, la crisi energetica, mo cambiamo il parco macchine, e invece loro, cioè, per rispondervi quelle cavolate che vi dice ChatGPT, ogni tanto cose giuste, ma la maggior parte delle volte, se chiedete qual è il Presidente del Consiglio, vi continua a dire Draghi, perché l'addestramento è finito prima che prendesse servizio Meloni. Dico. Quindi cioè, questo è Dico della nazione, questo è perché sta arrivando l'intelligenza generale, no? Esatto. Vabbè. Allora, sulla questione della regolazione voglio dire questa cosa. Ci sono molte adesso si stanno tutti quanti un po' agitando, anche perché fino adesso l'automazione ha escluso ed estromesso lavoratori deboli. Ancora se estromette gli artisti sono sempre deboli, ma il problema è che qui la testualità è l'orizzonte di autorevolezza che difende la struttura di potere attuale. Cioè per fare una laurea ad Harvard tu hai bisogno di saper scrivere. Se quella scrive al posto tuo, sei tu che sei de-skilled e non conti più nulla. Quindi qui c'è un problema molto significativo, perché così come la stampa ci ha fatto uscire da un orizzonte nel quale la Chiesa governava anche territorialmente e sono nati gli Stati-nazione, qui siamo dentro un orizzonte in cui questo sistema potrebbe fare una disruption
una disruption non come quella che pensano loro così diventano più forti e potenti, ma una disruption che loro stessi non riescono a contenere, e infatti questo è il motivo per cui si stracciano le vesti, Elon Musk, facciamo la sospensione così, perché cominciano ad aver paura che questa cosa che loro hanno evocato poi gli scoppia nelle mani, e gli scoppia nelle mani nel senso che diventa qualcosa, perché se tu per esempio produci miliardi e miliardi di testi che nessuno potrebbe leggere, ma di cui non sai quali sono quelli veri. È come la biblioteca di Babele di Borges, no? Dentro la biblioteca ci sta il libro più bello del mondo, però non sappiamo dove sta. Qual è? Quindi c'è una simmetria cognitiva e una simmetria proprio percettiva tra esseri umani e macchine in questo senso. E questa simmetria, non tanto per il fatto che quella è intelligente, ma per il fatto che tu sei estromesso dal processo, è molto pericolosa, ma non per noi, perché a loro di noi non è che gliene freghi granché, per il sistema di potere vigente, perché poi non si capisce che succede nel momento in cui salta questo sistema di potere. E infatti c'è tutta una questione della regolamentazione. C'è una donna che mi piace tantissimo, che si chiama Lisa Khan e che è a capo della Federal Trade Commission americana, che è un potere molto importante, una sorta di antitrust, ma di più. E lei ha scritto questo articolo sul Times, che vi invito ad andare a guardare, in cui ha detto: momento, già ci siamo fatti scappare la regolamentazione del web 2.0, per cui adesso ci troviamo nella situazione che tu stai al suc, perché il prezzo di un prodotto Amazon te lo fa sulla base della tua capacità di spesa e non sulla base del valore del prodotto. Quindi noi non siamo riusciti nemmeno a regolamentare questi algoritmi di raccomandazione che intelligenti non sono, ma che però, come senza essere, cioè nel senso, giustamente al suc. Sono stata recentemente in una città nordafricana bellissima, peraltro Tangeri, e lì tu vai lì e gli dici: ma quanto costa? Tu ti spara un prezzo, poi tu gliene devi dire un altro e poi ti metti d'accordo. Ecco, Amazon fa così con noi. Perché? Perché noi abbiamo consentito che i dati delle nostre carte di credito, i dati della nostra capacità di spesa fossero utilizzati per fare delle abduzioni su quello che noi possiamo pagare. Ora, c'è una semplice cosa che si può fare, un semplice articolo, proprio uno sulla questione della profilazione e uno sulla questione dell'intelligenza artificiale generativa. Quello sulla profilazione è: non è possibile utilizzare i dati raccolti nei servizi che voi offrite agli utenti per fare delle inferenze relativamente alla loro profilazione, costruendo cluster e categorizzazioni. Punto. Se lo fate, vi cacciamo dal mercato. Esatto. Non è che ci vuole tanto, è una cosa proprio stupida e si può fare benissimo, ed è chiaro che questa cosa deve essere regolamentata da un'autorità, meglio se internazionale. Il secondo articolo che io farei per l'intelligenza artificiale generativa è una cosa come sui termini d'uso. Loro ti continuano, quando noi diciamo di sì ad una app, quando noi utilizziamo una app, quando noi utilizziamo la musica su Spotify, noi abbiamo sottoscritto un contratto sui termini d'uso che dice quello che noi possiamo e non possiamo fare con quel contenuto, l'accesso e il non accesso, possiamo usarlo su un dispositivo ma non su un altro. E allora noi potremmo fare un bel articolo sui termini d'uso dei contenuti che abbiamo prodotto come umanità e dire: bene, noi questi contenuti li abbiamo prodotti con umanità, sono cultural heritage collettiva, termine d'uso, non si possono usare per addestrare macchine private. Facile, ci vuole niente. Anche perché questa operazione, noi crediamo che possiamo far finire il pianeta più di quanto crediamo di far finire il capitalismo, lo dice Mark Fisher. Ma invece il capitalismo finirà. Speriamo non prima di aver distrutto il pianeta, però finirà. Wall-E. E allora ci dobbiamo chiedere, perché noi crediamo che mercato e capitale siano la stessa cosa, ma non sono la stessa cosa. Il fatto che ci sia uno scambio di merci e quindi una valorizzazione dei prezzi di queste merci non significa che dobbiamo avere un mercato capitalistico. Nel periodo dei comuni in Italia
c'era un sistema di mercato, tra l'altro il migliore sistema che abbiamo avuto di redistribuzione delle risorse che abbiamo avuto in Italia, dove non c'era il capitale. Che cos'è il capitale? Il capitale è questa istanza di appropriazione verticale, cioè il capitale ha bisogno di continuare a crescere per esistere. Se smette di crescere è morto. E infatti loro stanno sempre a cercare la next big thing, il prossimo territorio di appropriazione. È nato il capitale su questa appropriazione dei commons, lo sanno tutti ormai, anche i bambini alle elementari. Quindi queste terre collettive comuni che erano appropriate con il sigillo di Locke che dice se ci lavori è tua. Beh, tua, momento, poi la devi anche restituire ai posteri. No? Perché se poi tu ci lavori è tua, ma poi dopo gli altri non ci possono più coltivare, allora forse c'è un problema. Ma lasciamo stare questo. Comunque questa è l'ideologia del capitale, che ha una data di nascita, ma che è abbastanza, diciamo, non da tanti centinaia di anni. Allora, questa cosa qui adesso loro hanno finito, stanno alla canna del gas, perché non c'è più territorio per appropriarsene. Land grabbing hanno finito le risorse naturali stanno agli sgoccioli, c'è il problema del riscaldamento globale. Sono inventati i metaversi per sono inventati i metaversi per costruire queste, però gli è andata male. Marte, vogliono andare anche su Marte. E vogliono andare anche su Marte. È tutta una cosa di tentativo di trovare dei nuovi spazi d'appropriazione. Ora, questo del digitale è una grandissima operazione di appropriazione del comune. Quindi sono arrivati i missionari e hanno detto mettiamo in comune i nostri contenuti perché è più bello, perché come dice Barlow, information wants to be free. Ma no, sì, information wants to be free, ma non nel senso che poi arriva quello più forte e se ne appropria, perché questo è l'anarchia ed è la tragedy of the commons. Quindi noi vogliamo condividere le informazioni, ma vogliamo i termini d'uso. Noi le condividiamo solo con quelli che le ricondividono come noi, non con quelli che se ne appropriano e fanno, diciamo, astrazione ed estrazione della produzione che collettivamente come umanità abbiamo fatto. Quindi non ci vuole niente a fermarli, bisogna solo credere che il capitale non è immortale. Grazie. Su questa nota da sovversivi io aprirei a pericolosi sovversivi, aprirei a un paio di domande perché siamo già oltre il tempo in realtà consentito, ma se ci sono un paio di domande rapide, ce n'è una qui davanti, grazie, e poi una decina di minuti e chiudiamo perché avrete fame anche voi, immagino. Se c'è un microfono forse non... Ah, grazie mille. È qui davanti, signore. Arriva, guardi, prego. Se no non la sentiamo. Se non si sente, prego. Io sono un docente di formazione umanista, quindi sono interessato particolarmente agli aspetti del linguaggio, anche quello naturale. Allora, come tutti, ho provato, sono entrato in chat, ho fatto delle domande, ero anche molto amichevole con lui e ho avuto delle risposte altrettanto amichevoli, no? Grazie per avermi fatto questa domanda, eccetera, eccetera. Poi mi sono chiesto, ho cominciato a galoppare e mi sono chiesto, ma un mafioso come si interfaccia con chat? Che tipo di linguaggio usa? Un criminale, ad esempio, no? Ne parlavo con mio figlio che vive all'estero e mi dice, ma tu papà stai sbagliando perché tu stai proiettando il tuo modo di vedere le cose su uno strumento che in realtà è internazionale. Guarda che come te tutto il mondo, no? Il nepalese, il bengalese ci parla. E quindi la domanda è questa. Quando io interrogo chat, ricevo in risposta una forma di cultura, di koiné, cioè di quel misto di lingua, ma anche di contenuti, ma anche di tradizione,
oppure no. Per esempio, se io interrogassi Chat e gli chiedessi se è in grado di costruire un mito, non l'ho ancora fatto, ma lo farò, glielo chiederò. Se è in grado di costruire un mito, ecco, quindi in sostanza la domanda che vi pongo è: ho ragione io o mio figlio? Cioè, c'è una specie di imperialismo culturale che sta dietro. Grazie. Grazie, bellissima domanda. Qualcuno vuole provare a rispondere? Ma allora, diciamo, io ho già detto una cosa su questo, cioè il problema è che lì tu hai un'interazione, cioè le persone hanno un'interazione con questo agente artificiale. È un agente artificiale che appunto ha avuto tutto il modo di addestrarsi, eccetera. Ti risponde con una versione, sì, cioè con una vox populi, diciamo, quello che è infatti interrogato, c'è questa interrogazione che poi è finita in una rivista così, che dice: ma tu adesso mi rispondi così che i nazisti sono cattivi, ma che cosa sarebbe successo nel 1933? Che cosa mi avresti risposto degli ebrei? E lui risponde: nel 1933 ti avrei risposto che gli ebrei erano da mandare nei forni. Quindi è chiaro che questo strumento è uno strumento che è addestrato dalla collettività, restituisce una sorta di diciamo, ideologia di Davos, buonista, sì, noi siamo ricchi, però non vogliamo che i poveri siano troppo poveri perché sennò ci vengono a bussare alla porta e ci danno fastidio. Quindi cerchiamo di tenerli un po' buoni. Quindi cerchio bottista, buonista, perché è lì che si è addestrato, gli addestratori, cioè noi crediamo che non ci siano gli addestratori umani, ma ci sono e sono loro che informano, sono a tanti livelli, noi con la nostra produzione, loro con l'organizzazione, il fine tune che fanno, e quindi ti restituisce uno spirito del tempo. Il problema è anche che noi pensiamo appunto che quello ci risponda perché è un agente, e il pezzo mancante del significato, cioè noi quando usiamo il linguaggio, lei è un professore di materie umanistiche quindi lo sa bene, alludiamo a qualcosa di cui il linguaggio è segno, ma che non è mai esaurito dal linguaggio, e quindi noi siccome quando ci parliamo sappiamo che tutti quanti sanno che c'è qualcosa che trascende il linguaggio, che però tutti quanti conoscono anche se non possono dire, e qui c'è lo scambio. Se invece tu scambi con la macchina questo pezzo non ce l'ha, ce lo metti solo tu. E il problema è quanto, però la cosa da dire importante è che noi, non è che le nostre abilità cognitive ed emotive sono una volta e per sempre conquistate, cioè non c'è un'antropologia del sapiens che è consolidata. L'antropologia del sapiens dipende dagli strumenti che utilizza, così come la lettura a bassa voce ha costruito l'interiorità, no? Sant'Ambrogio leggeva a bassa voce, questo è stato un canale attraverso il quale noi abbiamo cominciato a parlare con noi stessi. Noi quella cosa la possiamo perdere, non è detto che noi dobbiamo. Tra l'altro leggere e scrivere è una cosa che abbiamo imparato molto tardivamente, che è una cosa difficile cognitivamente per gli esseri umani. Metà dell'umanità non lo sa fare, e anche quell'altra metà che adesso lo sa fare potrebbe smettere di farlo se qualcuno lo fa per lei. Cioè non è detto che conserviamo tutto questo, ma perdere il linguaggio, perdere la lingua scritta e il saperla scrivere e il saperla leggere ha delle conseguenze cognitive. Esatto. Anch'io vorrei dire una cosa. Prego. Per me ha ragione suo figlio, nel senso che la cosa che più mi inquieta a me di quel servizio è proprio come vogliano alimentare l'antropomorfizzazione. Cioè nel momento in cui mi rispondono, diciamo, in maniera accurata, a tema, io sono contento, soddisfatto. Non capisco perché mi devono confezionare quella risposta con tutta quella cortesia, con tutta quella posa che in qualche modo ci spinge a proiettare su di essa delle caratteristiche veramente umane, perché rispondere in maniera accurata io lo posso concepire anche da parte, non so, proprio di una macchina, di un robot, ma tutta quell'affezione, quel modo di porsi, di mostrare cordialità, empatia, a mio parere quello è il pacchetto
questo velenoso Esatto. con cui queste aziende stanno cercando di propinarci il prodotto. Io per esempio mi impongo di trattarli con grandissima freddezza, proprio perché se incominciassi a dire per favore, grazie, cosa ne pensi, so che dentro di me agirebbero dei meccanismi di proiezione e queste cose diventerebbero effettivamente dei compagni che hanno molta maggiore influenza su di me e sui miei pensieri di quanto possono avere delle cose che pure mi rispondono a tema. Quindi effettivamente io direi qui nel piccolo di questo luogo resistiamo anche in questo senso. Cioè trattiamo le macchine come meritano, perché altrimenti potremmo arrivare a trattare gli uomini come macchine nel momento in cui trattiamo come uomini, no? Bravo. Quindi, e lo fanno apposta, Ha voglia. lo fanno apposta, lo fanno apposta, quindi attenzione, resistiamo, trattiamoli con freddezza, perché altrimenti potrebbero conquistarci una simpatia che non meritano. Grazie. Se non ci sono altre domande, ce n'è una laggiù in fondo forse, attenzione, vediamo. Rapidi, grazie che poi chiudiamo. La mia domanda è semplice, bambino di 3 anni. Noi parliamo sempre della tecnologia. Fortunatamente stiamo uscendo da un periodo di pace nel mondo, o quantomeno la nostra pace. Adesso cosa cambierà? È inutile che ci raccontiamo favole, sappiamo che Meta sta già aiutando, diciamo con delle ricerche, eccetera. Quindi le nuove tecnologie quanto aiuteranno la guerra, quanto aiuteranno gli armamenti? Allora, non vogliamo fare una crociata, perché la tecnologia ci aiuterà tantissimo. Certo. Però mi piacerebbe sentire una tecnologia che mi parla di medicina, mi parla di assistenza, e invece sappiamo che la tecnologia ha una funzione principalmente, l'abbiamo imparato in tutti questi conflitti che già ci hanno preceduti, le grandi scoperte legate ai conflitti. Quindi io vi ringrazio, mi scuso se vi faccio, come dire, tardare sull'ora del pranzo, e buon lavoro. Grazie mille della domanda che è cruciale, io credo. È veramente cruciale e sarebbe quasi, veramente speriamo insomma, di poterne discutere proprio in particolare sede, chiamiamolo così, perché è un tema che andrebbe trattato a sé, secondo me, almeno dal mio punto di vista, e dal mio punto di vista ho cercato di scrivere anche dal punto di vista giornalistico, di riflettere su queste cose. È molto difficile fare breccia perché le grosse potenze purtroppo internazionali, nessuna, Occidente, Oriente, democrazie, autocrazie, nessuna interessa a regolamentare questo settore, in particolare con l'intelligenza artificiale, e anzi quando c'è qualcuno che cerca a livello internazionale di proporre dei trattati, dei limiti, delle cose, intervengono proprio le grandi potenze a fermare queste riforme, i ban ai killer robot, tutte queste cose che peraltro anche grossi persone potentissime come Elon Musk per esempio oppongono in qualche maniera, per cui su questo almeno diciamo ci sarebbe una qualche consapevolezza ipocrita, se volete o meno, dei produttori di queste cose. Il problema è che invece l'intelligence, i sistemi di difesa, gli eserciti invece chiedono queste tecnologie, fanno contratti milionari continuamente, è molto difficile venirne a sapere, è molto difficile tenerli sotto controllo, e scusate se sto rispondendo al posto vostro, ma è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Per cui grazie per chiudere su questa nota che ci dà la possibilità di riflettere, anche se così brevemente, su una questione fondamentale. Cioè noi sappiate che quando avete una cosa di questo tipo nel cellulare o la usate, diciamo, e vi divertite con queste cose, ci sono lati molto meno divertenti che usano le stesse tecnologie, purtroppo, per appunto anche purtroppo per la guerra. Quindi su questo spero si potrà riflettere anche magari nei vicino lontano prossimi. Grazie mille a tutti per l'attenzione e per le domande. Grazie.